ritenere che non ci sia una responsabilità di nessuno è per me inaccettabile, perché milioni di metri cubi di ghiaccio, di roccia e di fango non possono crollare da un giorno all'altro. È il duro sfogo di Luca Miotti, che nella tragedia della Marmolada un anno fa ha perso il fratello Davide e la cognata Erika. È inaccettabile, continua Miotti, che il giudice abbia disposto l'archiviazione, inquadrando l'evento come imprevedibile. Era il 3 luglio del 2022, alle 13:45, il disastro. Un'enorme massa di ghiaccio, fango e sassi si stacca dal ghiacciaio della Regina delle Dolomiti e provoca 11 vittime. Non ci credo che la scienza non avesse gli strumenti per accorgersi che se si riduce lo spessore di chilometri nell'arco degli ultimi 30 anni e che le temperature elevate avessero provocato questo famigerato aumento dell'acqua di fusione che avrebbe scavato e quindi avrebbe preparato il crollo. Ecco, dal mio punto di vista qualche tecnico o qualche ufficio competente avrebbe dovuto quantomeno ipotizzare un rischio. Un evento prevedibile, dunque, secondo il fratello di Davide Miotti, che non intende mollare e che continuerà a battersi perché si faccia luce sull'accaduto. Ma io sono convinto che con il tempo le cose possono essere rielaborate e rilette, perché in troppo poco tempo si è voluto archiviare, si è voluto chiudere questo capitolo tragico che ha riguardato ovviamente la mia famiglia e quella di Erika. Un dolore enorme, quello delle famiglie delle vittime. Luca Miotti parla di mancata prevenzione di una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Il tempo ci darà ragione, conclude, ricordando l'evento in memoria di Erika e Davide, organizzato per il 1° luglio. Una camminata a Cittadella con partenza alle 20 da Piazza Pero Bon, per non dimenticare i coniugi morti nella tragedia della Marmolada.